archivio il ciclo di appuntamenti Benessere e Sapere nella terza età, realizzato dalla FNP CISL Pensionati Territoriale di Venezia, dalla Proloco di Scorzè, dal Circolo ACLI, dall'Antea Savas, dal Centro Servizi Anziani e dall'Associazione di Promozione Sociale per la terza età. E sabato 18 maggio al Centro Servizi Anni Sereni di Scorzè si è tenuta una tavola rotonda dal titolo Il futuro ci riguarda. Insieme si fa bisogni servizi sociosanitari in una logica di comunità, un'occasione per tracciare un bilancio del progetto. Un plauso veramente alla modalità e ai contenuti, è un esempio, una buona pratica che io come segretaria regionale mi farò carico di portare come modalità in tutti i territori del nostro territorio, della nostra regione Veneto. L'iniziativa si è sviluppata con un ciclo di incontri formativi che si sono tenuti a Scorzè dall'autunno scorso sino alla primavera, contando complessivamente quasi 200 partecipanti. Tra le proposte, incontri utili per imparare l'uso dello smartphone o le competenze base per l'utilizzo del computer, o sui consigli per evitare le truffe o sugli adempimenti fiscali, e ancora incontri legati alla salute e al benessere che hanno coinvolto medici, farmacisti ed esperti della zona, sino a incontri per il potenziamento della memoria. L'iniziativa nasce dalla necessità di dare sostanza a quelli che sono i diritti di ogni essere umano e quindi anche degli anziani, fascia della popolazione che si sa è in costante aumento. È indubbio che abbiano sempre più bisogno di servizi, è sotto gli occhi di tutti l'invecchiamento della popolazione, ma soprattutto le problematiche che dall'invecchiamento ne derivano. I progressi della medicina purtroppo non sono sufficienti a risolvere tutto e soprattutto è difficile l'approccio a quelle che sono le cure, la prevenzione e tutto quello che è possibile avere come servizio per poter invecchiare in condizioni decenti di salute. Occorre ripensare a questa fase della vita. La sfida è quella di favorire un invecchiamento quanto più attivo. Fondamentale in quest'ottica è la socializzazione, non solo tra anziani, ma anche costruendo un'alleanza tra le generazioni per superare fragilità e solitudini e per rendere più solida e umana la società. A livello di programmazione regionale e tramite le aziende ULSS e i comuni si sta mettendo in atto tutta una serie di iniziative al fine di creare una rete che sia, come dire, amica delle persone anziane e soprattutto per favorire, come dire, l'invecchiamento in maniera valida ed efficace.